a Effetto Friuli Giovani. Un applauso così... Non a me, ma... Così scaldiamo un po' l'atmosfera. Allora, questa sera siete numerosissimi, prende il via oggi la 12ª edizione di questa trasmissione che vede insieme, insomma, una collaborazione fruttuosa tra Telefriuli e la consulta degli studenti della provincia di Udine. Un rapporto che appunto si è tradotto in 12 anni di Effetto Friuli Giovani, che è un talk show fatto grazie agli interventi dei ragazzi che sono liberi in questa sede, in questa arena, di dire la loro parlando dei fatti di attualità. Fatti che, argomenti di discussione che scelgono loro, e poi vi spiegheremo come. Quindi partiremo un po' da dove ci siamo fermati l'anno scorso, ovvero parleremo, il titolo della puntata, il tema della puntata è giovani e impegno, e vedremo appunto che di impegno si parla concretamente, semplicemente partendo dalle attività della consulta. Allora, come vi dicevo, nel corso delle 9 puntate, ogni venerdì l'appuntamento dalle 21:30 alle 22:30, lo potete seguire anche in diretta streaming sul nostro sito www.telefriuli.it, e poi lo ritroverete, potrete rivedervi in replica nel corso della settimana, ma anche sul nostro canale YouTube. 9 puntate in cui sviscereremo diversi argomenti e che vedranno soprattutto protagonisti non solo i ragazzi della consulta, ma studenti che provengono da tutti gli istituti della nostra provincia, e man mano, insomma, ve li presenteremo con le loro anche peculiarità. Ospiti in studio, naturalmente, oltre ai ragazzi a cui dopo cederemo la parola, anche gli insegnanti che accompagnano il gruppo di studenti e che seguono, diciamo, dietro le quinte i lavori. Allora, io vi presento e poi passo la parola a Emanuele Bertoni. Comincio da Emanuele Bertoni, che è il referente regionale per le consulte degli studenti e politiche giovanili. Al suo fianco una colonna portante di questa trasmissione, Antonio Babbo. Al suo fianco invece quello che è stata una new entry l'anno scorso, Luca Martin, e poi dulcis in fundo la new entry di quest'anno, Leonardo Lesa. Potete Buonasera. anche fare un applauso, così animiamo un po'. Allora, dopo questa lunga presentazione passo proprio la parola a Bertoni, che invece ci spiega che cos'è la consulta, e partiamo un po' da qua. Buonasera a tutti. La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, quindi è regolata la sua attività, la sua azione dal decreto del Presidente della Repubblica 567 del 96. Questa trasmissione, che dura 12 anni, ormai siamo arrivati in seconda media, quindi stiamo diventando grandi. Devo dire che questa trasmissione ha la stessa età del mio primogenito Marco, che saluto. La vedo come un servizio messo a disposizione delle scuole della nostra provincia e non solo. Un servizio all'interno del quale gli studenti possono confrontarsi, possono dialogare su diversi temi. In 12 anni abbiamo avuto dei periodi anche abbastanza particolari, abbastanza difficili, dove c'era la necessità di dirimere alcune questioni particolari sulle problematiche che seguivano le riforme che negli anni si sono succedute. La trasmissione fa parte, assieme al telegiornale degli studenti, di un progetto che è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con i progetti speciali. La SAF ci supporta negli ultimi anni, in particolare noi affrontiamo delle problematiche che si svolgono lungo il tragitto che porta i nostri studenti a scuola. Naturalmente porto il saluto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dottor Igor Giacomini, della dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Udine, dottoressa Lido Misso, che hanno creduto in questo progetto anche quest'anno, e grazie a loro esiste la possibilità di poterlo portare avanti, di poterlo realizzare. Naturalmente voglio ringraziare i colleghi che nuovamente si sono impegnati per supportare, per realizzare questa azione progettuale, e tutti gli studenti della consulta. Ieri stesso, durante la plenaria, li ho ringraziati per dir loro di tener duro, di andare avanti, perché spesso l'impegno di questi studenti non viene
valorizzato come dovrebbe essere. Ecco, grazie a voi ragazzi, teniamo duro, questa è la 12ª edizione, quindi siamo ampiamente rodati e sarà un successo. Allora, grazie al professor Bertoni, abbiamo parlato appunto di consulta, io passerei la parola a Francesco Coiuti perché c'è stato anche un cambio, diciamo, ai vertici della consulta provinciale. Aurora Padrini ha completato il suo percorso di studi, quindi ci sono state delle nuove nomine ed è toccato a Francesco del Liceo Scientifico Marinelli prendere le redini di questa importante realtà. Grazie, innanzitutto devo dire la verità, sono molto soddisfatto che anche quest'anno possa essere stata riproposta questa iniziativa che nell'arco di 12 anni ha saputo, come ha detto anche il professore, dare spazio ai giovani e anche sviscerare argomenti molto importanti per la nostra generazione. Mi fa piacere, devo dire la verità, vedere te, vedere molte facce note, molti ragazzi che già hanno partecipato, hanno già portato la loro, ma mi pare di vedere che ce ne siano anche molti di nuovi che insomma hanno deciso di mettere la propria faccia e di portare soprattutto le loro idee, perché questo è quello che si chiede in questo programma, è quello che è la vera forza, e hanno deciso, hanno creduto in questo progetto e mi auguro che insomma ci stiano con noi assieme in tutto questo percorso. Appunto, come è stato detto prima da te, quest'anno ho scelto e ho avuto anche l'appoggio da parte della consulta di diventare appunto presidente della consulta provinciale di Udine e anche studente coordinatore delle consulte provinciali della regione. Chiaramente è un impegno, ma come ho sempre detto, è in linea con quello che si è fatto gli anni scorsi, insomma, è un servizio civile che mi è sempre stato a cuore e ho deciso di coronare questo percorso all'interno della consulta in questo modo e vedo i frutti, ma non sono io la forza della consulta, non sono io la forza della consulta regionale, ma siamo noi, i ragazzi della nostra consulta e tutti gli altri delle altre province. Quello che è il ruolo della consulta? Beh, allora, la consulta, come ha detto il professore, è un'istituzione e quindi ogni scuola ha 2 suoi rappresentanti. E qual è il compito? Non è quello di interfacciarsi solamente all'interno dell'istituto, ma è quello di portare fuori le problematiche e anche le buone pratiche e discutere assieme ai ragazzi delle altre scuole della provincia e della regione e poi, insomma, con il Consiglio di Presidenza che è l'organo esecutivo della consulta, cercare di interfacciarsi con gli enti, quindi i comuni, le UTI e le regioni e anche il Ministero, per trovare delle soluzioni a queste problematiche. Ci sono state delle grandi conquiste in questi anni. Prima di tutte è sicuramente la Carta Io Studio, che è un progetto speciale targato Udine, è un'idea nata qui, nella nostra provincia, è nata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, e ha l'intento di aiutare e di sgravare in parte la spesa delle famiglie negli acquisti per la scuola. Dopodiché in questi anni abbiamo anche portato a termine dei progetti e delle iniziative con la Regione, ma soprattutto col Consiglio regionale, con il quale c'è stato maggio scorso la firma di un protocollo d'intesa e sicuramente si continuerà anche nei prossimi anni, mi auguro, a discutere con gli enti per trovare delle soluzioni per il diritto allo studio e per quanto riguarda proprio la rappresentanza studentesca. Inoltre, ci tengo a dirlo, ieri quando ci siamo trovati in plenaria abbiamo deciso di dedicare un attimo, un po' del nostro tempo di lavoro per ricordare e per fare memoria di quello che faremo, spero, noi tutti nelle nostre scuole domani, che sarà la giornata della memoria. Certo. E assieme al presidente dell'ANED provinciale di Udine, Marco Balestra, che ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato in questi anni e soprattutto per le grandi testimonianze che hanno dato come ANED, e diciamo che è fondamentale ricordare
e soprattutto quello che noi dobbiamo fare come ragazzi e soprattutto chi ci mette la faccia come noi quest'oggi è quello di fare memoria, di studiare e soprattutto di essere pronti qualora qualsiasi idea malsana che si è sviluppata nel corso dello secolo scorso si riproponga. Infine, non voglio rubare altro tempo, però ritengo che sia necessario anche come consulta, ma lo faccio anche personalmente, portare la vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni. Appunto ieri si è commemorata il secondo anno dalla scomparsa e come studenti rappresentanti della stessa provincia di Giulio non possiamo che essere vicini e ci auguriamo sicuramente che venga fatta chiarezza e venga data giustizia a quello che è capitato a Giulio. Grazie, parole molto belle, grazie. Allora, io direi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi ripartiamo proprio da per parlare di impegno. Direi che abbiamo un po' di carne al fuoco, ripartiamo da qui. Pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Eccoci rientrati, siamo nuovamente in diretta dagli studi di Telefriuli e ci eravamo un po' immessi nel percorso, insomma eravamo andati un attimo in profondità per capire qual è il ruolo della consulta e quali sono le tante attività. Allora, abbiamo ricordato la giornata della memoria domani, abbiamo ricordato anche Regeni, però abbiamo ricordato anche che recentemente, insomma questa settimana, si è riunita la plenaria della consulta e lì proprio avete parlato dei progetti che quest'anno seguirete e verranno avviati, quindi passerei la parola a te, mi dici il nome così lo diciamo anche a casa. E ricordo una cosa, scusami, ricordo a casa che c'è la possibilità di intervenire con i vostri messaggi SMS o WhatsApp e adesso io vi dico il numero che ovviamente non so a memoria. Allora 345 9956 897, lo troverete e lo leggerete in sovraimpressione. Prego. Buonasera a tutti, sono Anna Chiara Vigna del Marinelli e faccio parte quest'anno del Consiglio di Presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti di Udine. La Consulta quest'anno ha deciso di portare avanti un percorso di sensibilizzazione alla memoria, come ha anticipato il Presidente Francesco Coiutti, e per questo abbiamo aderito a 2 percorsi, il primo promosso da ANPI, che porterà una delegazione di 9 studenti a fine febbraio a vedere i luoghi appunto dove si è compiuto il genocidio, quindi Dachau e Mauthausen. E poi anche un altro progetto promosso da ANED che si terrà a maggio e porterà sempre una delegazione di tutta la regione, delle consulte di tutta la regione, a vedere il campo di Dachau, Mauthausen di nuovo, e in più a incontrare dei figli importanti, di famiglie che esatto, di organizzatori, di promotori della Rosa Bianca. Oh. Quindi un progetto molto importante che porteremo sicuramente dopo alle nostre scuole. Quindi insomma diciamo che appunto il titolo della puntata è Giovani e Impegno, e queste attività che vedono insomma coinvolti una parte degli studenti naturalmente degli istituti sicuramente sono un esempio concreto. Avevo una domanda in realtà che mi è nata ascoltando quello che dicevi tu. Noi qui abbiamo i ragazzi della consulta provinciale di Udine, però Francesco tu hai detto che sei anche coordinatore regionale se non ho capito male, e volevo capire che rapporti ci sono con le altre consulte, se ci sono dei progetti che condividete e come vi relazionate. Oltre al piano annuale che insomma questa sera cercheremo di sviscerare, dopo magari lascerò la parola anche agli altri rappresentanti che ci presenteranno su quali altri campi cerchiamo di sensibilizzare i nostri compagni, ma anche noi stessi, perché insomma non siamo altro che studenti che sono approcciati a questo ruolo di rappresentanti. Sì, no, con le altre province sicuramente c'è un buon rapporto e il coordinamento anche quest'anno svolgerà un suo piano annuale di attività, e tra questi ci sono la partecipazione e una delegazione comunque delle quattro consulte parteciperà al progetto Consulte d'Europa,
e a maggio molto probabilmente si recherà a Bruxelles o a Strasburgo, adesso non abbiamo ancora deciso bene, ma seguirà i lavori del Consiglio dell'Unione Europea e anche incontrerà le delegazioni dei rappresentanti della nostra regione. Dopodiché, come anche abbiamo già portato a termine un progetto sulla Costituzione e sulla democrazia e la legalità, che poi ci parlerà il nostro compagno e collega Giuseppe, che ci ha portato come delegazioni sempre a Roma, dove abbiamo partecipato alla manifestazione dei 70 anni della Costituzione al Senato, assieme alla Ministra dell'Istruzione Fedeli e al Presidente del Senato Grasso. Certo, i progetti sono tanti, ogni anno cerchiamo di portarne avanti di nuovi, e anche quest'anno, come ho detto prima, con la Regione cercheremo di organizzare una proposta di legge che poi verrà presentata in Consiglio regionale molto probabilmente anche quest'anno a maggio, e si cerca, diciamo, di responsabilizzare gli studenti e di informarli su qual è la vita delle istituzioni, come funzionano le istituzioni democratiche italiane ma anche europee. Ok, passerei la parola a te che hai il microfono, così ti presenti. Ovviamente vado un po' pesco tra chi ha già il microfono, dopo avremo modo di farvi parlare, insomma. Sì, buonasera a tutti, io sono Giovanni Fabris del liceo dell'Educandato Statale Collegio Uccellis, e quest'anno anch'io come Anna Chiara faccio parte del Consiglio di Presidenza della consulta provinciale degli studenti di Udine. La consulta di Udine diciamo che si è sempre spesa e ancora si spenderà nei prossimi anni, insomma, a finanziare da una parte e a collaborare alla realizzazione dei progetti a livello anche territoriale e regionale. Certo. Della regione Friuli, insomma. Un esempio può essere il progetto Rock History, che tratta, insomma, di tutti quei cambiamenti socioculturali che sono avvenuti dalla fine degli anni 60 all'inizio del nostro millennio, e grazie anche in relazione alla musica, naturalmente, perché la musica è stata interessante questa cosa. Esatto, una dei filoni più importanti, diciamo, della cultura dagli anni 60 ai giorni nostri. Un altro esempio è il progetto Young, a cui anche quest'anno la consulta parteciperà in modo attivo per la realizzazione della stessa, che tratta di orientamento per gli studi superiori, quindi universitari, di tutti gli studenti dei licei o degli istituti professionali, che quest'anno si svolgerà alla Fiera di Udine, e a cui la consulta parteciperà in maniera attiva per quanto riguarda l'organizzazione della stessa e gli eventi a essa connessi, certo. Insomma. Un'altra attività che mi può venire in mente è Be a Bike Friend, che è promossa da diciamo un circolo di amatori del ciclismo, che promuove appunto questa attività al fine di migliorare. È un progetto di educazione e rispetto per tutti gli utenti della strada, quindi anche questo è un progetto molto interessante e molto utile per tutti, insomma. Un'altra cosa che mi preme è di ricordare a tutti di seguire tutti i nostri profili social della consulta provinciale degli studenti di Udine, per cui noi abbiamo un sito che trovate anche in sovraimpressione, che è www.cpsudine.com, a cui invito ad andare, insomma, per guardare a visitarlo e anche visitare, ho visto insomma, che è molto aggiornato. Sì, è molto aggiornato e spieghiamo tutti gli eventi che organizziamo e tutti gli aggiornamenti, insomma, riguardo a quello che facciamo, insomma, all'interno della consulta. Poi c'è la pagina Instagram, naturalmente, e la pagina Facebook. Perché la consulta è anche decisamente social, non poteva non esserlo, voglio dire, no? Esatto. Benissimo. Ci sono tanti progetti, forse non l'abbiamo solo accennato, però sempre con la collaborazione di Telefriuli, tra qualche tempo si realizzerà anche il TG degli studenti, che è, insomma, abbiamo già fatto
partecipato anche l'anno scorso, eccetera. E c'è in sala uno dei ragazzi che ha seguito, parlo di te, dietro, non mi ricordo il tuo nome, potete passare il microfono al ragazzo con gli occhiali? Fate un salto indietro. Ti chiedo la gentilezza di alzarti in piedi e dire il tuo nome perché non me lo ricordo. Ah no, io sono Riccardo Siotti, Liceo Copernico di Udine. Allora, tu l'anno scorso hai partecipato... devo stare in piedi per la... Sì. Ah, ok. Sì, perché sennò non riescono a vederti, quindi sì. L'anno scorso hai partecipato, cioè sei stato il braccio operativo, direi, del TG. Allora il TG Studenti è la seconda parte di questo progetto, parte a maggio, sono 9 puntate, come questa trasmissione. In queste 9 puntate gli studenti costruiscono un vero e proprio telegiornale, dai servizi fino a, diciamo, la realizzazione dei lanci in studio. Sì, si collabora sempre con Telefriuli. Lo scorso anno c'era appunto la giornalista qua, Marta Io Rizzi. sono stata una volta, in realtà avete sì, prodotto che ci ha aiutato a voi. produrre i testi, e poi dopo abbiamo avuto dei professionisti video che ci seguivano e sempre però comunque delle figure esterne che avevano il compito solo di seguirci. Poi dopo i protagonisti eravamo noi, facevamo i lanci in studio, conducevamo le puntate, intervistavamo gli ospiti, ed è stata un'opportunità di crescita per molti studenti, anche perché non solo dal punto di vista del videogiornalismo, ecco, perché quando si va a intervistare una persona importante, insomma, oppure si prende parte a un'iniziativa, si può, diciamo, essere come partecipi, si era partecipi a molte più cose di cui si potrebbe essere partecipi come normali studenti. Certo, avete fatto insomma i giornalisti a 360 gradi, sì, ecco. Perché dalla realizzazione dell'intervista a poi insomma il prodotto finale. Esatto. Come partecipazione facciamo un appello magari che insomma oggi chi vede si metta già in moto per candidarsi anche. Ecco, sì, diciamo che è un progetto più si è meglio è, ecco, diciamo la verità. No? È un progetto che parte, come ho detto, nella seconda metà dell'anno, quindi io penso che il professor Bertoni, dopo magari ce ne parla anche lui, contatterà i docenti referenti di ogni scuola e uscirà una circolare, uscirà una comunicazione in ogni scuola e raccoglieranno l'adesione degli studenti. Burocratico scolastico, però insomma i ragazzi che sono appassionati, ecco sì, appunto, devono solo parlare avanti col docente referente della loro scuola, che avrà sicuramente contatti col professor Bertoni, e possono partecipare a questa iniziativa. Devo dire, posso aggiungere qualcosa? A dire la verità, l'ufficio scolastico territoriale ha già emanato una circolare che è arrivata a tutte le scuole della provincia, statali e non statali. Quindi lì ci sono già tutti i riferimenti per prendere i contatti con i responsabili del telegiornale degli studenti. E allora non vi resta che, purtroppo devo andare in pubblicità, dopo ci ritorniamo su, però dico, non vi resta che informarvi, c'è un sito, ci sono i referenti, ci sono i ragazzi della consulta, contattateli e così potrete far parte del progetto. Pubblicità e torniamo subito dopo. Eccoci rientrati e continuiamo a parlare di giovani, impegno, di consulta e soprattutto di progetti. Passo la parola a un altro dei ragazzi dotati di microfono, prego. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Beltrame, vengo dal liceo classico Jacopo Stellini di Udine. Anche io quest'anno faccio parte del consiglio di presidenza della consulta e devo dire che ne sono molto onorato, è una bellissima esperienza che consiglio anche ai più giovani. Io oggi vi parlerò di legalità, dei progetti che riguardano legalità ed educazione alla cittadinanza, che la consulta mette in pratica. Sicuramente è un argomento a cui noi teniamo molto, noi giovani siamo impegnati, ci teniamo a ricordarlo in questo. Un progetto molto importante è stato quello già nominato dal Presidente Coiutti. Ci siamo recati con le altre 3 consulte della nostra regione a Roma, dove abbiamo avuto occasione di visitare il RACIS, quindi il Raggruppamento Carabinieri Indagini Scientifiche di Roma, visitando le varie sezioni appunto e vedendo che cosa effettivamente fanno i carabinieri all'interno di questo raggruppamento, e inoltre il giorno successivo il drappello di studenti si è recato appunto per 2 giorni a Roma. E il giorno successivo c'è stato un incontro in Senato
per appunto il 70° della Costituzione italiana, alla presenza di 2 ministri e del Presidente del Senato. Importante sottolineare, e ce lo sottolinea sempre il professor Bertoni, il fatto che non sia un viaggio di piacere. Noi siamo rappresentanti, noi dobbiamo portare nella nostra quotidianità, nel nostro piccolo, nelle nostre scuole, siamo stati eletti per un motivo, quello che andiamo a vedere, quello che andiamo ad osservare, quello che andiamo ad imparare in questi viaggi. È una cosa molto importante, non stiamo andando a divertirci, stiamo andando ad imparare per fare in modo che anche i nostri coetanei, per il nostro impegno, riescano a conoscere la legalità. Quindi diciamo c'è un feedback poi con la scuola di appartenenza. Beh certo, ma non solo. La consulta serve per unire, certo. assolutamente, serve per unire le scuole ed è una cosa un'attività in cui riesce sicuramente. Se siamo qua noi è merito della consulta, è merito di un'organizzazione che unisce varie scuole. È molto importante quanto sta dicendo lo studente, in quanto l'organismo è l'organismo che riesce a far parlare gli studenti che arrivano da Tarvisio con quelli di Lignano, con quelli che arrivano da tutta la provincia. Non solo, poc'anzi il Presidente parlava di coordinamento regionale. Ecco che c'è un luogo dove appunto tutte le consulte della regione possono parlare tra di loro, possono confrontarsi, ragionare sulle progettualità. Mi è piaciuto moltissimo quanto ha poc'anzi detto lo studente, componente del Consiglio di Presidenza. Non sono viaggi di piacere o gite, sono dei momenti di formazione e di crescita con il compito di ritornare nelle proprie scuole, di ritornare in consulta prima e per poi fare in modo che tutto quanto si è appreso venga riportato nelle proprie scuole. Questa è la funzione della consulta. A livello nazionale ci sono altri organismi, il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte, che è l'organismo consultivo del Ministro. Ecco, questa è la scala generale di rappresentanza che parte dalla singola scuola a livello provinciale, a livello regionale e a livello nazionale. Poi volevo capire invece a livello proprio dicevo, c'è un feedback con i vostri compagni di istituto, si parlava di scuole di diverse provenienze, da Tarvisio e Lignano, ma anche di diversi tipi di istituti, certo. Dal liceo all'istituto tecnico. Appunto, come dicevo, quest'anno in particolare mi pare che la volontà degli insegnanti sia quella di presentare il più possibile diversi istituti e quindi dare spazio a diversi orientamenti. Volevo capire poi che risposta c'è da parte dei vostri compagni, da parte di chi ovviamente capisco che non possa andare tutta la scuola in Senato o quant'altro. Come vi sembra che prendano queste cose? Che risposta vi danno? Che impressione avete? Ecco. Beh, dunque, diciamo che la risposta secondo me è molto diversa, avendo occasione di confrontarmi anche con ragazzi di diverse scuole. Anche immagino di diverse età e classi, no? Chiaramente. Sicuramente poi gli obiettivi, le prospettive, il futuro è diverso, certo. Per uno che è in quinta rispetto a un ragazzo che è in prima. Io appunto faccio lo Stellini, una scuola che comunque ha un certo tipo di impostazione, ma ho occasione ogni giorno di frequentare ragazzi che frequentano diversi tipi di scuole e mi fa piacere quando chiedo, soprattutto quest'anno, appunto che faccio parte del Consiglio di Presidenza, che cos'è per te la consulta? Riuscire a sentire ogni tanto, anche da ragazzi da cui non me l'aspetterei minimamente, una risposta che mi dà, diciamo, una speranza, mi dà un motivo per continuare a lavorare. Sì, insomma, comunque anche una, diciamo, la consulta a Udine e nella provincia di Udine, in tutta la provincia, secondo me ha grande importanza, è ben conosciuta, noi ci stiamo impegnando sempre di più, abbiamo appunto da poco aperto un profilo Instagram a cui appunto invitiamo non nuovamente. Dirlo timidamente, promuoviamo. Seguite il profilo Instagram della consulta provinciale di studenti di Udine. Insomma, magari vi guardano assolutamente, dei ragazzi. Anche perché la consulta rappresenta tutti noi studenti, quindi è il minimo che tutti gli studenti dovremmo avere. Quanti, professore? Tutti gli studenti della provincia sono? Oltre 23.000. Ecco, quindi più o meno ci arriveremo a questi numeri. Comunque, allora puntiamo ai 23.000 follower, non so come si dicano su Instagram. Ecco, appunto, il fatto che la consulta sia così conosciuta, secondo me, è importante e il nostro obiettivo è quello di farla conoscere sempre di più. Ottimo. Passerei la parola a Paolo, invece. Buonasera a tutti. Io sono Paolo Petrucco, sempre dello Stellini, e sono vicepresidente della consulta provinciale degli studenti a fianco Francesco in questo
arduo compito, e diciamo che quello che a me interesserebbe questa sera esporre sono i progetti che la consulta da anni fa nel campo della salute. È stata istituita, ieri durante la plenaria c'è stata la prima riunione della Commissione della Salute e abbiamo avuto modo di entrare in contatto immediatamente con l'azienda sanitaria della nostra provincia, con cui collaboriamo nelle campagne di sensibilizzazione, in particolare sull'abuso delle droghe nelle fasce d'età molto giovani, e con cui appunto noi ragazzi e adolescenti entriamo purtroppo spesso molto in contatto. E in questo campo continueremo, lo facciamo già da diverso tempo, a collaborare e a promuovere questi progetti. E un'altra cosa che mi piacerebbe ricordare sono i progetti che abbiamo con l'ADO e l'ANDOS, sempre riguardo alla sensibilizzazione nei confronti delle donazioni, e inoltre un altro progetto molto importante di cui abbiamo parlato ieri in plenaria è il progetto Safe Drive. È nato da un progetto di ricerca che adesso sta avendo dei primi risultati scientifici nei test su strada. Si tratta di un'applicazione che si trova sul Play Store, sull'App Store, che tutti possono scaricare e che serve a compiere un'autovalutazione sui propri riflessi prima di mettersi alla guida. Così c'è questa prevenzione che un guidatore, un neopatentato può compiere prima di mettersi alla guida per verificare che sia nelle condizioni ideali per effettivamente poter guidare. E quello che noi possiamo fare, che faremo già dalla prossima settimana, è intervenire con l'ideazione di uno spot pubblicitario, anche grazie a un sostegno della Regione, appunto che servirà per comunicare e promuovere questa importantissima applicazione che, come Instagram, invito a scaricare assolutamente. Noi l'abbiamo fatto, e neanche così, come dicono loro stessi, gli ideatori del progetto, è anche una cosa divertente da fare, è formulata in modo tale che sia accessibile ai giovani, ed è questa una cosa molto importante, ed è anche per questo che qui noi interveniamo, ecco. Questo video verrà realizzato quindi da voi? Noi, esatto, con il sostegno tecnico in particolare della Regione, che ci doterà di alcuni strumenti e del personale. Noi ci occuperemo più dell'ideazione proprio della trama, dello spot, faremo questo lavoro qua, daremo questo nostro contributo, ecco. Pare insomma che vi siete strutturati ancora di più quest'anno, comunque vi vedo sì, assolutamente. Attivi su diversi fronti, e quindi quanti siete in totale? Io avevo studiato, non so se dico do i numeri giusti, 52? Sì, diciamo 52 studenti esattamente, la plenaria è composta da 52 membri, rappresentanti di tutta la provincia, appunto come diceva il prof, da Tarvisio a Lignano, è assolutamente completa, trasversale, ecco. Esatto, assolutamente. Esatto. E come ricambio generazionale mi pare che siete... Sì. Ottimo ricambio generazionale. Siete tutti di quinta o... Diciamo che il Consiglio di Presidenza, sì, salvo 3 persone, siamo 9 componenti, sono la maggior parte di quinta, ma insomma cerchiamo di lasciare alle nostre spalle un inizio di lavoro che... Un percorso già tracciato. Assolutamente no, sì, ecco. Cerchiamo di lasciare delle solide basi da cui continuare il lavoro. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Ultima domanda prima di andare in pubblicità, parlo a te perché hai tu il microfono, però quanto impegnativa è anche questa attività? Perché comunque diciamo non è un hobby, lo dicevamo prima. Certo, è un impegno, ma nel momento in cui ognuno di noi, penso di parlare a nome di tutti, ha deciso di candidarsi, era consapevole che certo ci sarebbe stato un lavoro dietro, ma anche impegnativo, perché tutti i rappresentanti della consulta
si riuniscono ogni mese in plenaria, più il lavoro in commissione, c'è poi il Consiglio di Presidenza che ulteriormente si incontra nei consigli, però è una cosa che noi abbiamo deciso di fare consapevolmente e quindi è giusto che portiamo il nostro impegno profondo e non ci lasciamo scoraggiare da un lavoro in più, assolutamente. Direi che insomma questo riassume un po' anche il tema della puntata, impegno e si va fino in fondo. Allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo con l'ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Eccoci rientrati, ultima parte di Effetto Friuli Giovani, abbiamo parlato ampiamente del ruolo della consulta, dell'impegno, dei progetti, tantissimi che quest'anno stanno via via prendendo il piede e progetti di cui parleremo perché come vi avevo detto questa è un'arena in cui ci si confronta tra studenti di diversa provenienza, tra compagni di classe e quant'altro e soprattutto si parla anche con gli ospiti che di volta in volta vengono invitati per discutere degli argomenti scelti dai ragazzi, argomenti appunto che sono stati un po' già discussi dalla consulta, c'è una traccia e che ovviamente viene discussa anche con gli insegnanti che seguono questo progetto, per cui oggi appunto avevamo tutta la squadra al completo degli insegnanti, dal professor Bertoni, Babbo, Martin e una new entry, Leonardo Lesa, che carambata della serata è stato anche uno degli studenti seduti qua, insomma lo studio era un po' diverso, però anche lui ha fatto Effetto Giovani. Una parolina, così sentiamo anche la presentazione. Prima mi ricordavo col professor Babbo, che è stato anche il mio prof, che mi aveva... È una serata di scoop questa. Sì, esatto, uno scoop questo. Mi aveva ingaggiato per le puntate di Telefriuli, credo 10 anni fa, no, Antonio? Quindi ero seduto al loro posto, adesso essere dall'altra parte, forse era meglio essere seduti al loro posto. Ma c'è la possibilità, di dire la propria liberamente anche seduto comunque, lì. sì. Ma la prossima volta i professori li mettiamo insieme ai ragazzi, così azzeriamo le differenze. Perfetto, comunque mi fa piacere che questa iniziativa sia andata avanti, ho visto con notevoli sviluppi anche, questo è ancora più bello per quanto mi riguarda, sempre tenendo l'ottica da Treviso a Lignano, 200-250 km geografici, forse qualcosa di più, che ci mettono in comune in questa consulta, vedere i problemi di tutti, molto interessante, molto stimolante, già quando ero io, ma adesso ancora di più con tutti questi progetti sono rimasto a bocca aperta, quindi il mio invito è continuiamo su questa strada perché veramente, come diceva il professor Bertoni, sarà un successo, insomma. Insomma, il successo in questo caso è proprio dei ragazzi che fanno questa trasmissione e hanno la possibilità di dire la loro. Possiamo già anticipare il tema della prossima puntata? Visto che abbiamo parlato dei progetti in corso d'opera. Sì, la prossima puntata ha come argomento quello della salute. Dopo effettivamente come sarà declinata, sviluppata... questo lo lasciamo un po' di suspense. Sì, lasciamo un po' di suspense, diciamo che all'inizio della prossima settimana si potrà trovare su WhatsApp quello che sarà la puntata, come verrà delineata. Così tutti potranno portare un contributo propositivo all'interno della puntata e dire la propria, insomma. Certo, perché ovviamente come in tutte le trasmissioni che si rispettino, anche qui c'è un gruppo di lavoro, poi il gruppo come vedete è piuttosto ampio e naturalmente dal nostro incontro, dalle nostre idee, poi appunto vanno via via costruendosi le puntate, anche per quanto riguarda la scelta degli ospiti eccetera. Ho voluto anticipare perché abbiamo parlato anche del progetto salute, quindi mi sembra anche giusto tracciare insomma una linea temporale, insomma, e logica anche per le prossime puntate. Professor Bertoni, cosa dice? Siamo quasi giunti alla fine di questa prima trasmissione, naturalmente esprimo molta soddisfazione e rinnovo il ringraziamento agli studenti. Mi sono piaciuti un paio di interventi, un paio di passaggi, in particolare quando è stato sottolineato nuovamente il ruolo di servizio che la consulta ha nei confronti delle scuole, quindi gli studenti che fanno parte
della consulta sono degli studenti che sono al servizio dei loro compagni, sono stati eletti, non sono qualcosa in più, ma sono qualcuno alla pari che comunque si mette a disposizione degli altri per portare avanti le problematiche che ci possono essere all'interno delle scuole, quelle problematiche che si possono risolvere attraverso il confronto e il dialogo. Ricordo che negli anni, nella consulta di Udine in particolare, ma so che è successo anche nelle altre consulte della Regione, spesso quando c'erano delle difficoltà, all'epoca delle province, ma anche attualmente ci sono le province, a Udine perlomeno, il futuro sono le UTI, lo sappiamo, però c'è sempre stato un confronto con gli amministratori per cercare di affrontare anche dei problemi concreti che c'erano all'interno delle scuole attraverso il canale degli studenti. Questo credo sia decisamente importante, ricordarsi di essere al servizio delle scuole, non un'elite particolare, ma degli studenti al servizio degli altri. Vorrei chiedere una cosa, perché l'altro giorno a te, non mi ricordo il nome, la ragazza con Anna Chiara. Anna Chiara, ecco. L'altro giorno in consulta in provincia tu hai detto, se non sbaglio eri tu, le assemblee di istituto hanno perso valore, appeal, insomma, devo dire già ai miei tempi non erano altro che ecco, un'occasione di festa, si stava a casa, quindi insomma il disimpegno. E quindi volevo chiederti, cioè, alla fine il ruolo della consulta va in un certo senso a supplire le dico mancanze o comunque, oppure è una cosa completamente diversa e agite su piani diversi, insomma? Beh, allora, la consulta lavora più sull'interazione tra le scuole, per così dire. Il problema delle assemblee di istituto è un problema che hanno gli istituti singoli e quindi è un problema che è di competenza diciamo. Esatto, dei rappresentanti di istituto. Tra l'altro abbiamo qui anche Kadir, che è rappresentante dell'istituto del Marinelli, se vuole. Ah beh, allora posso Kadir, la parola. È vero che hanno perso appeal, o comunque che forse non hanno tutta la forza che dovrebbero avere, o l'utilità, ecco. Prima di passare la parola a Kadir, volevo solamente dire che comunque la consulta, siccome si occupa di problemi e cerca di trovare una soluzione a livello esterno, quindi di trovarsi al di fuori delle scuole, anche l'anno scorso comunque non ha dimenticato quelle che sono le problematiche interne dei singoli istituti, si è incontrata anche con la rappresentanza dell'istituto, abbiamo fatto una plenaria aperta anche a loro e abbiamo cercato di dare nuova linfa alle assemblee di istituto e di trovare assieme un luogo di dibattito dal quale poi tirare fuori nuove idee e nuove forme di partecipazione all'interno delle proprie scuole. I risultati sono stati differenti, come anche i feedback da parte degli studenti, però sicuramente penso che ci state lavorando. Penso che Kadir possa dire insomma la sua su quanto concerne il Marinelli, altre scuole. Sì, io credo che ci sia un'opinione un po' distorta cioè questa idea che la partecipazione alle assemblee o in generale la partecipazione studentesca stia lentamente decadendo, è abbastanza esagerata. Come hai detto tu, come hai detto lei, puoi darmi del tu. Come hai detto tu, è da anni che l'assemblea è vista non più sotto l'aspetto politico come era nata 30 anni, più di 40 anni fa, però è vero anche che certe volte noi rappresentanti di istituti, io sono rappresentante per il secondo anno, ci troviamo davvero disarmati davanti a certi atteggiamenti da parte degli studenti che, nonostante abbiano attività che rientrano nel loro spettro nello spettro dei loro interessi, persistono nel rimanere a casa o addirittura nell'andare in centro con i propri amici, quindi non soltanto per riposarsi, approfittando dell'assemblea per riposarsi, ma addirittura soltanto per bersi qualcosa in centro con gli amici. È vero che con la consulta si è cercato di aumentare la partecipazione, di creare dialogo tra scuole. È vero anche che ci sono delle problematiche a livello strutturale e a livello di sicurezza che non permettono in certi casi, su cui stiamo ancora lavorando, di riunirsi tra più scuole. Certo, certo. Grazie. Passo velocemente, però deve essere rapidissimo che dobbiamo chiudere in tempo.
Francesco D'Agostino, rappresentante d'istituto dello Stellini, e volevo dire comunque che perlomeno nella nostra scuola la partecipazione alle assemblee di istituto è alta. E comunque una cosa che è necessaria perché questo avvenga è l'interesse per gli argomenti. Devono essere argomenti interessanti che interessano profondamente anche noi ragazzi, in generale la società, perché così poi la partecipazione c'è. Perfetto, io direi di passare la parola al professor Bertoni per un ultimo saluto, chiudiamo poi così con, poi lei la rivedremo penso l'ultima puntata, di solito latita nelle puntate mediane diciamo. Certo, ma di solito è successo questo, apro e chiudo la puntata, sì. ma non è per scelta, ma mi obbligano a fare questo. Colpa Io mia. vorrei venire ogni puntata ma non posso. No, a parte le battute, per concludere semplicemente dico, ripeto un attimino quanto ho detto poc'anzi, cioè dobbiamo necessariamente renderci conto che l'organismo è un organismo vivo, importante, che deve essere ulteriormente valorizzato, su questo non c'è dubbio. A livello nazionale ho la fortuna, ma anche l'onere di far parte di un gruppo del Ministro che rivede un attimino il DPR 56796, che è il dispositivo che ha appunto creato le consulte. Si stanno rivedendo alcuni meccanismi della rappresentanza studentesca. Il lavoro è però abbastanza complesso, non so se questa legislatura riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Stiamo lavorando in modo tale che le consulte e la partecipazione studentesca riprendano il centro e il valore che meritano, su questo non c'è dubbio. Allora, grazie, ringrazio gli ospiti, il professor Emanuele Bertoni, Antonio Babbo, Luca Martin e Leonardo Lesa. Saluto ovviamente, ringrazio tutti voi quelli che hanno parlato, quelli che hanno ascoltato, e la prossima volta ci sarà spazio per tutti. Naturalmente non posso chiudere la puntata senza ringraziare Pierangelo Buttazzoni, Davide Modotto e Federico Millevoi, che sono i nostri registri. Appuntamento venerdì prossimo, sempre qui puntualissimi su Telefriuli, 21:30, 22:30, e poi come vi ho detto repliche durante la settimana sul nostro canale YouTube o sul sito, potrete rivederci. Grazie e buona serata.